Ben ritrovati. Non storicamente cosa, scusate, torniamo in onda dunque. Quando lui per esempio riapriamo subito il centralino. lui, Vincetto, un attimo solo, riapriamo il centralino. Scusate. Ecco, numero a vostra completa disposizione sul giornale oggi in prima pagina. Un reportage dell'amico e collega Stefano Zurlo tra gli italiani in fila alla bottega della Caritas. Eccolo qua con questa immagine. Con questa immagine eloquente, diciamo, non abbisognerebbe di nessun altro commento. Reportage sui nuovi poveri. I nuovi poveri sono sempre di più. Eccolo qua. Italiani ed ex benestanti in fila all'Emporio Solidale, al market della Caritas a spesa gratis. Questo succede alle porte di Milano. Ci sono ingegneri, ci sono professionisti caduti in disgrazia che non riescono a sbarcare il lunario. All'Emporio della Solidarietà, diretto da Enzo Del Fraro, dice Zurlo, fanno la spesa gratis 2.000 persone ogni mese, la metà italiani, su un bacino di 50.000 abitanti. Il gap, dunque il divario tra ricchi e poveri, si allarga sempre di più. Questo sta succedendo in Italia. Pronto? Buongiorno. Chi parla? Moretti in India. Sono Antonietta e chiamo da Roma. Dica. È tornato adesso? No? Dica signora, dica, velocemente. Allora, io volevo dire, gli anni 60 che non pagavano i primi 3 giorni i primi 3 giorni di malattia, no? Mm-hmm. E poi quei 2 soldi, noi abbiamo lottato tanto per quelli. Gli ultimi arrivati che poi hanno assunto, allora questi sindacalisti che facevano? Stavano sempre in cameretta, non facevano niente, no? Poi sono diventati impiegati. Io quando vedo questi che stanno al governo, proprio non puoi capire quello che me... Sì. non devo sentire la cosa. Come? Perciò il sindacalista ci ha portato alla rovina. Alla rovina ci ha portato. Ecco. Allora... Grazie signora Antonietta. Beh, insomma, non è una posizione, diciamo così, originalissima. Molto spesso, quando non si sa con chi prendersela, ce la prendiamo con i sindacalisti. C'è chi ce l'ha col governo, chi ce l'ha con i preti, c'è chi ce l'ha col sindacato. Poi dopo, quando hanno problemi, vengono da noi. Quindi, come si dice, lasciamo che ognuno dei suoi problemi faccia la propria rappresentazione. Io invece volevo fare un ragionamento del sindaco prima che condividevo su questa cosa dei dazi. Sì. Perché tra l'altro la CGIL su questo ha presentato, tra l'altro nel piano per il lavoro ci sono proprio, come si dice, dei capitoli dedicati a questi passaggi. Perché poi chi va in quei paesi e sfrutta quella manovalanza minorile e non rispetto, come si dice, di determinate regole, sono imprese che nei loro paesi le rispettano. Faccio per dirti, se prendiamo alcune imprese multinazionali che lavorano nella logistica, olandesi piuttosto che tedesche o anche francesi stesse, nei loro paesi rispettano le regole. Quando arrivano qui in Italia trovano quelle che sono più flessibili, le usano tutte fino in fondo, paradossalmente. Se tu prendi un'impresa, una multinazionale austriaca che lavora nella grande distribuzione, domenica chiusa, sabato pomeriggio alle 6 si chiude, hanno gli orari ben precisi, vengono qui e cosa fanno? Aperti 12 ore al giorno, sabato e domenica. Quindi sono le regole che nel paese dove uno va, che poi chi ha il potere economico le utilizza al meglio. Quindi bisogna trovare formule che siano in grado di evitare che ci siano queste derive. Poi c'è tutto l'altro meccanismo sulla tracciabilità dei prodotti, cioè rendere consapevole il consumatore che se prende una maglia a 5 euro, su quella maglia a 5 euro ha lavorato un ragazzo di 12 anni. Questa cosa qua l'abbiamo detta che venga messa, ma tutti i governi che si sono succeduti si sono guardati bene dal farlo, perché poi subiscono anche le pressioni dei poteri forti, non solo quelli italiani, no, ma quelli a livello mondiale. E guardate che questa questione anche con Trump, perché tutti dicono arriverà Trump, qualche problema all'Europa e al mercato complessivo e alle esportazioni ce lo porrà, quindi avremo ulteriori situazioni. Sul pubblico, io continuo a ripetere che se ci sono persone nel pubblico impiego che non lavorano, devono essere messe nelle condizioni di lavorare e se non vogliono fare si mandano a casa. Detto questo, e si prendono quelli che vogliono lavorare. Guardate che è avvenuta una profonda trasformazione nella pubblica amministrazione. Perché quando hanno bloccato il turnover, cosa hanno fatto? Se avevano bisogno di avere altre persone, hanno terziarizzato.
col sistema delle cooperative Esternalizzato. sociali, L'hanno esternalizzato. con le cooperative sociali. Esatto. Guarda caso, prima c'era un dipendente ULSS. Questo è uno scandalo Certo, del secolo. certo, È uno scandalo. Che dovete portare in piazza Ma sto milioni di dicendo- persone al guardate giorno. Questo è guardate uno che- scandalo. Questo è uno Guardate scandalo, che è Liceto- ignobile in un paese serio come Liceto, che non si dobbiamo vuol dire arrabbiarci serio. perché stiamo dicendo la stessa cosa. Lo so, La ma questione io guarda che ti sto la- rafforzando su questo. la Per questione dire, della legge- fate qualche cosa però. Certo, sì, l'abbiamo fatta, c'è un referendum sugli appalti. Quindi c'è un referendum sugli Questa appalti. è una E tra l'altro, scalzonata se andiamo a guardare fatta bene, dalla sinistra poi. ti faccio un esempio. Nella pubblica amministrazione, se prendiamo gli ospedali, tutta la parte dell'anagrafica, dei ticket, tutta la parte poi come si dice, di fissare gli appuntamenti è stata terziarizzata e data alle cooperative. Fanno i bandi li fa la Regione Veneto e quando li scrivono sanno già che uno per prendere quell'appalto non rispetterà il contratto. Certo. Chiaro? Ed è tra l'altro contratto che se in capo a un dipendente pubblico costava 3.000 euro, il dipendente prendeva 1.500. Se in capo a una persona della cooperativa prende 1.000 euro e costa 2.000. Ma insomma, Barbiero, Questo non sempre- va, non va. È una Ma truffa. insomma, Barbiero, sempre l'Andi a È una mangiare. truffa legalizzata. Scusi, Barbiero, Però sempre l'Andi a non è mangiare. che il sindacato non si stia Allora, muovendo su questo. Detto No, che no. c'è un libro molto interessante. Perché adesso vedremo quando c'è il Barbiero. referendum, perché quando andremo a fare il referendum deve votare Barbiero. il 50% più uno di persone, Paolino Barbiero, che non sono scusi. pochi. Barbiero, scusi, c'è un libro, io cercherò in tutti i modi col nuovo anno, adesso vediamo se riesco a portare l'autore, è di Bologna, che ha scritto questo libro che si intitola Coop Connection, molto interessante su questa roba, ma insomma tutto gira intorno lì. Voglio dire, nato con un altro spirito, Certo, il se andiamo a guardare, cooperativismo, appunto. è finito come, diciamo, la quintessenza, l'emblema dei faccendieri in questo paese. Quando si parla di distorsioni sul fenomeno dell'immigrazione, le cooperative. Quando si parla di mafia capitale, le cooperative. basta Quando si leggere parla adesso di questa esternalizzazione, il libro del presidente di S. Lunga. ci stiamo veramente rompendo le scatole. Pronto? Buongiorno dottor Versace, Chi è? sono Raffaella Nello da Stato, Corato. nello Stato. Come si chiama? Complimenti per la trasmissione. Come si chiama, signore? Niente, io ho votato fortemente no e poi comunque sono rimasta molto Raffaella da Corato. Prego. Raffaella, Sì, sì. Dica. pronto? Dica, signora. Purtroppo sono rimasta delusa perché comunque non hanno tenuto conto del nostro voto. Niente, volevo dirle questo, io ho una pensione sociale, ho 76 anni, da Sì. ragazza ho lavorato, non ho raggiunto i limiti pensionistici e quindi ho avuto la pensione sociale. Come mai di queste pensioni sociali non ne tengono conto? Perché comunque noi, anche quando andiamo a fare la spesa, le tasse le paghiamo, abbiamo versato dei contributi che comunque non hanno raggiunto quei limiti per avere una pensione un po' più decente. Signora, Però di lei queste- sa quanti contributi ha versato nel corso del tempo? Una decina d'anni, perché poi allora si lavorava senza contributi, Certo, lo sappiamo, si lo lavorava sappiamo. in nero e quindi... Una decina di anni. Però diciamo che ho lavorato quasi 25 anni, molti a nero. Questo è un problema. Grazie Raffaella. Ci sono No, lavoratori scusa, che hanno... volevo farle un'altra domanda. Ah, prego, Presidente, dica. veloce. Sì, io ho avuto una bolletta dell'ENI con arretrati, una cifra esorbitante per me. Io l'ho rateizzata, mi hanno tagliato il gas, io sto pagando le rate mensilmente, però mi lasciano al freddo. Cioè, mi hanno detto che non è possono possibile. Ma allacciare non è finché possibile, è signora. normale una cosa del genere. No. Ma no che non è normale, signora. Oltretutto lei sta diciamo, Sto sanando la sua pagando posizione. tramite un avvocato che loro mi hanno Ma che fatto avvocato? la lettera, faccio ogni mese il bonifico e mi hanno detto che quando finisco di pagare allora avrò il Ma gas. non esiste, ma non Però esiste. io non posso stare a freddo Ma all'età non che ho. esiste, ma non esiste. Vada dai Cosa carabinieri. posso fare? Vada in una caserma dei carabinieri e faccio la I denuncia. carabinieri ma stiamo e da scherzando? un'associazione dei consumatori. Da E ho un'associazione... telefonato, devo fare la tessera, devo pagare. Vada dai carabinieri. Signora, vada in una caserma dei carabinieri e dica quello che sta succedendo. Grazie, non esiste questa cosa qui. Non sta veramente né in cielo né in terra. Arroganti. 049631111. Beh, insomma, ce n'è che si parla. Patrizia Badì, quando si dice ci vorrebbe la rivoluzione, no? Ma allora è molto semplice, non me ne vogliono le persone qua davanti. Percorso di decolonizzazione, percorso legale, sancito dal diritto internazionale. Il Comitato di Liberazione Nazionale ha emanato la tutela gens venete. Che sarebbe? È
un soggetto che opera sui territori tutti veneti, che noi abbiamo fatto una rivendicazione storica per far valere i trattati internazionali, perciò e abbiamo rivendicato i territori originali della Serenissima, compreso Istria, Dalmazia, Bergamo, Brescia. Ecco. Scusi Patrizia Badì, capisco, è molto vengo al interessante, dubbio. ma venendo diciamo, alla concretezza. Allora, La signora ci ha appena chiamato, Raffaella, da non so da dove ci abbia chiamato, da Lombardia, non so. Vabbè, no, fatto sta, mettiamo che Puglia, Raffaella dalla è Puglia. una Sì. cittadina Puglia, veneta, no? Certo. la quale si trova in questa Corato non è situazione. Puglia. Per un periodo non ha potuto pagare il gas, adesso sta sanando la sua posizione, le hanno chiuso il gas e la fanno morire di è freddo. illegale, va in Ecco. violazione al diritto Bene, dell'uomo. se ci fosse l'autodeterminazione dei popoli cosa Allora, cambierebbe per se la Raffaella? signora fosse sui territori veneti, il Comitato di Liberazione, tramite Tutela Agenzie Venete e gli avvocati di diritto internazionali che collaborano con noi, sarebbe già tutelata e il gas non gliel'avrebbero staccato. Al momento noi abbiamo rigettato, perché la parola giusta è questa, 54 milioni di euro di cartelle Equitalia e Agenzia delle Entrate. Attenzione. In questo caso la signora potrebbe Fermi. andare anche in comune, perché anche il comune può intervenire qui. Fermi. Credo che potrebbe Ascolti, intervenire anche ascolti, il comune. non Ci me ne sono voglia. tanti- Non Allora, ho capito quale comune sia perché non ho sentito Posso- bene. Mi pare della Puglia. Allora, mi pare. siccome io tratto spese sociali anche qua in Veneto, Sì. mi sembra che sono molto a contatto con queste situazioni qua giornalmente, anche perché noi come comitato logicamente affrontiamo anche situazioni dove andiamo in aiuto alle famiglie venete. E non me ne voglia nessuno, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa? Da quando è avvenuto l'unità d'Italia, anzi se è avvenuta con plebiscito truffa del 1866, tra l'altro noi possiamo Prima eravamo- fare... eravamo austriaci fermi, prima. no, fermi. No, eravamo fermi, austriaci prima di diventare Era Italia. un'occupazione, no, ma lei è veneto però di natura, eravamo- ma però scusi, eravamo lei è austriaci. veneto per... No, lei è un venetico, il popolo veneto esiste da più di 3.000 anni. Sì. La Repubblica della Serenissima, scusatemi, ve lo dico io, non sono neanche marchesca di nascita e dovreste saperlo più voi che non io, va bene? È nazione storica d'Europa, 1140 anni, no regione italiana veneta, nazione storica italiana. E per questo Ma noi allora possiamo c'erano rivendicare... anche i comuni, allora anche Ferrara faceva per conto suo. Ascolti. lasciatela finire, Con Paolo. l'avvento dell'unità d'Italia, Sì. a partire anche dai popoli meridionali, vero? Che ha distrutto tutto, perché le fabbriche che erano le hanno distrutte tutte, quelle c'era del meridione, hanno massacrato gente, in Veneto che ha portato la pellagra, l'esodo veneto dopo l'avvento d'Italia è secondo solo all'esodo degli ebrei, non lo dice nessuno, dal 1866 al 1977 5 milioni di veneti spariti e ancora oggi sta sparendo. Quindi scusatemi, ma di che cosa stiamo In tutto il parlando? mondo, in tutto il mondo sono Sì, andati. sono andati in tutto il Sono mondo. pezzi del Ma di che cosa Brasile, per stiamo esempio il Rio parlando? Grande do Sul, sono pieni di veneti. Ma non ne parla mai nessuno. No. Non lo parlano mai, ma questi sono fatti storici che tutti i veneti, e non parlo degli italiani residenti nella regione Veneto, ma veneti. C'è stata di questa tutte- diaspora. Capito? Sì. Allora, scusate, non vi sembra che sia abbastanza un'occupazione da 150 anni di uno Stato militare straniero che ha ridotto queste terre a terre bruciate, a popolazioni che devono andare a mangiare in mezzo all'immondizia? Senta Patrizia Badì, Suda il brava. referendum che adesso il governatore del Veneto Luca Zaia Suda procugna brava. Allora, scusate. non vi interessa. Allora, posso parlare? Allora, il popolo veneto non deve secedere dall'Italia. Ah no? No, perché la Repubblica della Serenissima è sempre stata nazione storica d'Europa. Faccio un piccolo paragone. La Catalogna deve fare la secessione, deve fare un referendum. Perché? Perché non è mai stata nazione. I territori veneti, la Repubblica della Serenissima, Invece, è sempre stata nazione, era già indipendente. È stata occupata militarmente dai francesi, dagli austriaci e dopo dagli italiani, con plebiscito truffa, perché qua il decreto parla che già a luglio lo Stato italiano aveva occupato i territori veneti. Detto questo, forse non lo sapete, la legge 212 del 2010, sì. so se qualcuno la conosce, questo è tutti i decreto legge, dove il ministro Calderoli, ministro
alle semplificazioni, nel 2010, se mi permette leggo testualmente, abrogazione di disposizioni legislativi statali a norma dell'articolo 14,14 quater della legge 28 novembre 2005 numero 246. Va bene, supplemento ordinario numero 276. Nota entrata in vigore del provvedimento 16/12/2010. Sono elencate. Vabbè, questo non ve le leggo. Le principali leggi o decreti abrogate con la legge in oggetto riguardanti i territori e le province venete, ex austriache, principalmente. Lui ha abrogato il decreto regio 3300 del 4/11/1866, con il quale le province delle Venezie e quelle di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Non solo. Ha abrogato anche la legge 3841 del 18/7/1867, con la quale è data forza di legge regio decreto, fermi un attimo, se no allora parlate solo voi, decreto 4 novembre 1866, col quale fu dichiarato che le province delle Venezie e quelle di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Quindi? Questo vuol dire, loro non hanno il tempo per recuperare questa cosa, non l'hanno mai fatto, vuol dire che i territori veneti e Mantova sono tornati al 19 ottobre del 1866. Infatti io a Brescia, al processo il 30 di settembre, io, Gabriele Perrucca, fra l'altro fondatore del Comitato di Liberazione Nazionale, ci tengo a dirlo, Tiziano Lanza, Flavio Conti, mio marito Luca Evangelista e Frère, abbiamo fatto il difetto assoluto di giurisdizione per materia e territorio dello Stato italiano sui territori veneti e il giudice ha dovuto accettarlo. Certo. Ma allora vuol dire che noi, cosa vuol dire? C'è il de facto e c'è il de iure. Il de facto è la consuetudine. Lo Stato italiano è ancora sui territori, giusto? Sì. Giuridicamente noi siamo già liberi. Giuridicamente in qualsiasi tribunale del mondo vince il de iure, non vince il de facto. E lo Stato questo lo sa. Per questo l'atto terroristico fatto l'altra settimana nelle nostre abitazioni è stato fatto in maniera apposta per allontanare le persone dalla verità e dal settore di libertà. Quindi per intimidirvi. Certo. Un attimo solo, Patrizia Vadì. Pronto? Chi parla? Sì, pronto, buongiorno. Chi è? Salvatore da Palermo. Dica. Io ho due appunti da muovere al sindacato. Loro quando vanno a fare qualche pratica, oneri e onori. Come? Praticamente ci fanno firmare un foglio a insaputa di chi fa la richiesta dove chiedono, diciamo, praticamente di associarsi al sindacato e si fanno una trattenuta di 2,70 euro al mese, 3 euro e lo 0,5 per 1000. La gente non ne sa niente. Questo è successo a mia sorella, è successo alla suocera di mio fratello. Sì. Niente, perché vanno là, ci vanno fermare 5-6 fogli e uno si iscrive al sindacato senza saperlo e si fanno trattenuta a vita. Questa è una. Poi un'altra cosa, io sono andato al sindacato 2 anni fa e ho dato il 5 per 1000 ad un canile qua di Palermo. Se non che quando mi hanno fatto l'estratto, che ho visto il codice l'IVA e il codice fiscale, questo che c'è il codice che hanno loro, come si chiama? La partita IVA, sì. Praticamente era un altro codice. Sono andato a controllare le 5 per 1000 in internet e ho visto che è una onlus che appartiene al Partito Democratico qua a Piazza Principe di Camporeale. Quindi niente canile, ma Partito Democratico. Ero quasi convinto di andarla a denunciare, ma poi questa legge non funziona niente. Abbaiano anche lì, voglio dire, però insomma. Sì. E questa è l'Italia. Va bene, questa è l'Italia, Salvatore. Io non so cosa sia successo, adesso non possiamo prendercela come vero, perché è cambiato il beneficiario. Io penso che doveva fare la denuncia. Perché, come si dice, da questo punto di vista che ci siano persone che si comportano scorrettamente, ci sono dappertutto, quindi io non è che sto qui a difendere. A fronte di questo, noi, Salvatore... per quanto ci riguarda, a uno che vuole iscriversi lì lo chiediamo,
e firma, ok? No, però in questo... Dopodiché, se qualcuno pensa anche di essere stato truffato, ci mette 2 minuti a dare la disdetta, perché è previsto. Però, ripeto, almeno noi, alle persone glielo chiediamo di iscriversi. Barbiero, Okay? E quando ci dicono 5 per 1000 lo firmano là davanti. Esatto. Poi so che ci sono queste situazioni. Ci sono okay? queste situazioni? Ci sono. Beh, noi sappiamo di molti CAF che si comportano molto correttamente Certo. e fanno il loro lavoro benissimo, quindi voglio dire. Anche anzi, perché, faccio l'esempio, il CAF della CGIL, che è il primo CAF d'Italia, non sarebbe il primo CAF d'Italia se si comportasse Così, scorrettamente. Così. certo. Poi posso anche ci sono dire, le perché lo pecore sappiamo, nere. ci sono delle situazioni negative anche all'interno della nostra Certo che a struttura. Salvatore girano gli zebedei perché aveva dato il suo 5 per 1000 al come si canile dice? e se l'è trovato al Partito Democratico. Salvatore cioè. ha ragione, Salvatore ha ragione, sì. girano i zebedei anche a me, perché sì. se avessi qualcuno nella mia organizzazione che fa cose distorte, dovremmo dirgli guarda che tu hai sbagliato mestiere, chiaro? Invece di fare sindacalista vai a fare un'altra cosa, basta dirlo. Ma questo è il Perché sistema Italia. l'onestà delle persone sta nel comportarsi correttamente, e tra l'altro chi fa vita pubblica deve prima di tutto anche nella vita privata essere, come si dice, corretto. La Moretti che va in India, cosa gli costava a dire che va in India? Non è mica vietato andare in India, se va coi soldi suoi, se si prende un permesso può andarci benissimo, bastava dirlo. Cosa serviva dire di Ci essere mancherebbe malata? altro, Ok, certo. o no? Certo. È più bello È di il così. sistema Italia. Oppure, Sì, però in Italia è fatta Però ha detto così, un'altra no? cosa, Barbiero, però ha detto un'altra Certo, cosa. ma quello che sto dicendo io, cioè, anche la Boschi aveva detto, come si dice, che non andava via. Doveva Ecco. andare via. Poi, tra l'altro, oltre a questo, siccome l'intervista non l'abbiamo vista solo a noi, l'ha vista anche Mattarella, l'ha vista anche Napolitano, avrebbero dovuto dirgli scusa, siccome hai detto che non lo fai più, adesso non vieni qui a rivendicare un posto. È per conto tuo lo fa Renzi. Siccome l'hai detto, non vieni qui a rivendicarlo, perché lo hanno visto milioni di italiani. Stupida, potevi stare zitta. Ma sarebbe così o no? semplice, Sarebbe pronto? così semplice o no? Sarebbe. Posso spendere una Aspetta, lancia a suo aspetta. favore, che ha dimostrato Pronto? di avere gli attributi, perché Chi? li ha Ma chi? lei, La Boschi? perché li ha ricattati tutti. Ha detto se vado via io, vai Che via anche bellezza. tu, vai via anche tu, Mona, anche Che tu, bellezza. scusa del termine, Pronto? che nel Veneto è una cosa Pronto, sacra. buongiorno. Mona, chi è che parla? Anna Maria da Treviso, buongiorno signor Versati. Prego, complimenti dicami. per la sua trasmissione, tutti i vostri cose, non sindacalista, perché io ero iscritta sindacalista e mi sono levata e mi ha detto tante di quelle parole, perché io ho versato 14 anni di contributi, perché avendo un figlio disabile sono andata a lavorare 30 anni, ma facendo 4 ore al giorno non ho raggiunto il coso per avere la pensione. E sono andata a dirgli almeno mi date quello che ho versato, se ho versato poco, ho guardato un figlio per 33 anni Sì. e sai cosa mi ha risposto? Ho detto perché agli extracomunitari gli date i soldi e io che ho lavorato, che ho lasciato tutti i miei contributi e mi hanno risposto che loro sono meglio di noi perché sono qui per pagare le nostre pensioni, però la mia non me l'hanno questo non- pagata. questo non- e si non sta in vergogni, piedi, che signora si vergogni, Maria. mi sono tolta perché i sindacalisti hanno rovinato l'Italia che andavano sempre a fare manifestazioni quando c'era Berlusconi. Adesso che c'era stupido il Mr. Bean di Renzi, non sono mai andati, mai. Si vergognano che mi hanno rovinato. Io che ho lavorato 30 anni quasi, perché ho maturato solo 15 anni e ho guardato un figlio per 33 anni, non mi hanno dato neanche 50 lire. Grazie Maria da Treviso. La signora, se può lasciarmi il numero di telefono, Signora, al di può là lasciare il dell'incazzatura numero, sì. che può avere con il sindacato Sì. e come si dice è legittimo, siccome ha detto che ha lavorato 30 anni, No, per carità. Ok. Cioè, con 30 Maria, anni di Maria, se contributi, può, anche lasci se il sei numero a part-time, che lo come si dice, lo diamo una pensione ce l'hai. a Il Paolino punto vero Barbieri. è se ne ha lavorati 14 in regola e 16 fuori regola, la cosa, come si dice, non c'è il sindacalista che può risolvere il problema. Ok? C'era una legge, perché che prevedeva, sentendo diciamo, la signora, la possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi versati, perché poi quella norma è stata cambiata ed è stato portato a 20 il periodo di contributi minimo versati. Ah. Adesso con la nuova norma sono previste, come si dice, le possibilità che ci sono in tutta Europa, cioè di avere la pensione con 5 anni di contributi. Il punto vero qual è? Che se in 5 anni di contributi prendi poca paga e lavori poche ore, hai pochi contributi versati e quindi non hai una cifra che ti consente di avere una pensione. C'è però la pensione sociale, come quella che aveva detto la persona di prima, che sono 382 euro al mese. Se una persona invece lavora 15 anni,
questa pensione sociale può essere integrata e portata a 502 euro. E tra l'altro con l'intervento che è stata fatta con questa legge di bilancio, fino a 8.000 euro le pensioni non pagano tasse, mentre prima le pensioni cominciavano a pagare tasse da 7.500 euro, quindi sono esentasse fino a 8.000 euro. Siccome sento anche di molti che vanno in altri paesi per non pagare le tasse, poi andiamo a guardare, non è che ci vanno quelli che prendono 8.000 euro, perché andare in un altro paese con 8.000 euro è complicato, ci vanno quelli che ne prendono 15, 20 e che quindi andando là risparmiano sulle tasse, ma noi abbiamo un sistema di non tassazione delle pensioni fino a 8.000 euro. La signora che invece ho sentito adesso, lui dice io non prendo niente. Allora, siccome avendo versato comunque poco, la pensione sociale la deve prendere, quindi i 380 euro li deve prendere, non prende niente nel caso abbia e conviva con un marito che prenda più di 20.000 euro, perché c'è un meccanismo collegato anche al reddito familiare. Allora, da questo punto di vista, non capendo bene la sua posizione, se vuole io sono a disposizione a dare, Maria? come si dice, una valutazione della sua situazione, con la massima tranquillità. Qui non c'è il problema di dire no a te e sì agli stranieri. Qui dobbiamo dare le pensioni in base alle regole. Un attimo, pronto? Aveva 60 Pronto, buongiorno. Chi è? Sono Sergio da Azzego. Volevo chiedere al sindacalista che avete là voi altri, perché io sono stato, quando ho fatto l'integrazione degli anni 12-13 per l'aumento della pensione, poi ha fatto la legge che l'hanno abolita fino a 1.500 euro, sono stato da un sindacato e mi ha detto che il sindacato non ha l'autorizzazione per fare questi ricorsi. No, è vero? Fatto noi. Come no? Ne abbiamo fatti una montagna di ricorsi. Sergio, non è così. Grazie molto, Sergio. Abbiamo fatto una montagna di ricorsi e tra l'altro abbiamo anche deciso che questa montagna di ricorsi la facciamo in tutta Italia e a campione, proprio per non intasare i tribunali, perché c'era il rischio che tu fai milioni di ricorsi, intasi i tribunali, sappiamo come sono messi, passano gli anni e invece adesso ci sono già 5 tribunali in giro per l'Italia che hanno detto che quello che ha deciso il governo Renzi di dare in termini di restituzione una tantum per la mancata perequazione di quei 2 anni non è corretta. A questo punto però la sentenza del tribunale vale per il singolo. Cosa è successo? Questi tribunali hanno rimandato alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi su questo. Se la Corte Costituzionale dice che l'una tantum che è stato dato e la perequazione che è stata rimessa in moto da gennaio 2016 va bene, ce la dobbiamo mangiare e quindi prendiamo atto che non ci ha dato risposta al nostro discorso. Se invece dice che non va bene, bisogna riaprire di nuovo un confronto col governo. Noi tra l'altro col governo Renzi, prima che andasse via, abbiamo sottoscritto un accordo che vorremmo che questo governo o quello che verrà quando si voterà, questa cosa la rispetti. Va bene. Che è quella di dire che bisogna dare i soldi a quelle persone che hanno avuto la pensione. Guarda che per esempio il ricorso si fa in base a una sentenza della Corte Costituzionale. Di conseguenza la Corte Costituzionale non può non dire di no rimangiandosi quello che aveva detto prima. Però, sai, va bene. Pronto? Siamo il paese finché la Corte Costituzionale non esprime, bisogna tenere le mani avanti. Chi è che parla? Dottor Vettoni, buongiorno. Ignazio da Mazzara del Vallo. Prego, Ignazio. Allora, l'ex regno delle 2 Sicilie. No, volevo rispondere, insomma, poco di requisiti. Intanto, quando c'è stata l'ammissione del regno delle 2 Sicilie all'Italia, ci hanno depredato, ci hanno tolto tutto, che eravamo la terza potenza mondiale. Sì. E non so, il Veneto era sotto la giurisdizione, credo, austriaca, per cui anche loro non è che se la passassero male, almeno in quel periodo. E questa è la prima cosa che vorrei dire. Insomma, noi italiani non potremmo mai cambiare l'Italia perché siamo disgregati, ognuno pensa per sé. Cioè, l'unità d'Italia in effetti non è mai esistita perché ogni regione in Italia è un singolo Stato. Questo è il primo quesito. Il secondo quesito è un'altra cosa. È possibile che mia moglie, le faccio un esempio, dopo 11 anni di attività commerciale non gli danno la pensione per quello che ha versato e gli stranieri dopo 5 anni, se vogliono, rientrano in possesso di quello che hanno versato per pensione? Chiedo ai suoi ospiti, gente ospiti, di darmi una risposta. Buongiorno e Grazie molte, non esiste questa norma. Non esiste più, l'hanno tolta ancora i governi precedenti. C'è un problema in questo paese che sono i contributi silenti. Ok? I contributi silenti vuol dire quei contributi che si versano sotto i 15 anni per quando c'era quella regola e attualmente per quelli che vengono versati fino a 20 anni e non hanno diritto a percepire una pensione, se non quella sociale. Allora, sui contributi silenti c'è una proposta che si può fare a costo zero. Se prendiamo tutti i pensionati che ci sono,
e tutti quanti mettono €1, si crea il fondo per restituire i contributi versati, italiano o straniero che sia, perché se si fa la regola la si fa per tutti, e non, come si dice, Mi permetto di non aggiungere- riscuotono quei contributi in termini di pensione. Barbiero, Guardate, è una cosa semplice, Barbiero, però alla scusi. fine in questo paese ci impantaniamo su Va bene. dichiarazioni di persone Vabbè, che dicono di chiediamo andare a un euro casa tutti i e pensionati. poi sono ancora là. Barbiero, e alle pensioni d'oro chiediamo di Allora, reiterare alle il contributo allora, di solidarietà oppure no? Avete visto proprio l'altra sera sulle trasmissioni nazionali parlavano di questo. Sì, Sulle appunto. pensioni d'oro c'è un contributo che noi abbiamo, C'era. siamo riusciti... no, Scade. scade, sì, ma, Scade. ma allora ricordiamoci che questa cosa qua è stata frutto delle pressioni che il Va sindacato ha bene, fatto. ma viene prorogato o no? Secondo No. noi deve essere prorogato. E invece non sarà prorogato. Secondo noi deve essere prorogato, ok? Pronto? Giusto. Come fa a parlare? Chi parla? Oh, parliamo io. Pronto? Chi è in linea? Pronto? Regia, che succede? Si è perso. Si è perso questo, sì, va bene. Persone che prendono 90.000 euro al mese e ci vengono a dare lezioni ogni sera al telegiornale Ma e via di ripeto, come no, dobbiamo io me li sono comportarci. meritati, io me Ma li che- sono, ma me ci li sono rendiamo guadagnati, conto? non è così. Non è così, perché perché spesso se fanno- queste pensioni sono Guarda, pensioni sulla cioè, base ci del so- retributivo, non del contributivo. No, ma c'è un problema che ci sono pensioni dove il calcolo Appunto. era corrispondente perché la carriera era piatta, Sì. ci sono pensioni dove il calcolo veniva fatto sull'ultimo mese, allora bastava che uno l'ultimo mese, come si dice, si facesse lo stipendio alto perché poteva farselo difatti- e faceva basta così. ricordare i Ma fratelli guarda che questo tra l'altro della non, Corte guarda, questo tra l'altro non costituzionale, riguarda solo, come Va si bene. dice, questi qua. Prendiamo il lavoro autonomo. Sì. Il lavoro autonomo o le partite IVA tendenzialmente dichiaravano il minimo, ok? Poi guarda caso, gli ultimi 5 anni, siccome il calcolo delle pensioni veniva fatto gli ultimi 5 anni, come la lista diceva, dichiara il triplo così ti fai una pensione più alta. Sì. Allora, le distorsioni del sistema hanno prodotto questa situazione. Allora, io dico sempre, è giusto che chi prende le pensioni d'oro non le prenda più, sapendo che sono loro che devono fare le leggi per se stesso. E la vedo complicata. E se serve faremo la raccolta La delle vedo firme. complicatissima. Ok? Però un minuto dopo che abbiamo sistemato questo, nel sistema complessivo ci sono altre distorsioni. Perché appunto chi lavorava nelle ferrovie gli veniva fatto il calcolo nell'ultimo mese, chi lavorava, come si dice, nell'elettrico, quindi le aziende avevano sistemi, pensa nell'esercito. nell'esercito avevano che sistemi di miglior andavano favore. in pensione Un attimo da solo, generali, pronto? tutti i generali. Buongiorno, Chi è che parla? sono Silvano da Mira. Dica Silvano. Ciao Silvano. Volevo chiedere per cortesia a quel signore col maglione rosso, dovrebbe essere del sindacato, Sì. se a mia moglie gli spetta l'assegno sociale che ha compiuto i 65 anni, Sì. il reddito mio è di 800 euro al mese. Quanto? 800. Grazie Silvano. Grazie. Barbiero? Credo che il suo reddito sia sotto il limite stabilito e quindi può essere che La moglie, sua moglie nulla tenente. percepisca la sociale. Però dirgliela così la deve prendere molto con le pinze perché, come si dice, bisogna fare i conti. Però qui un caffè può Però aiutarlo insomma a capire, vada a certo. un patronato più vicino e faccia la verifica, che perché fanno egregiamente non costa il loro niente, mestiere di consulenza. Pronto? Sì, buongiorno. Chi è? Sono Angela da Oderzo. Dica Angela. Niente, io ho una zia di 97 anni, Sì. è vedova di guerra, Sì? per 75 centesimi perché prende 191 euro di pensione di guerra, non prende più la pensione sociale. È un anno che mi hanno tolto la pensione sociale e la pensione di guerra. Praticamente lei vive solo La con mandi da l'invalidità di 480 Napolitano, la mandi. Grazie, Ma che Angela, risposte per la- sono? Ma Però, vedete, signora, che lei- risposte Angela, per sono? la- Ma la mandi da La Napolitano? mandi da Napolitano, Ma- certo, no, perché la mandi perché ma una di che cosa del state genere parlando? non deve succedere. Ma voi dovete No, smettere di tenere all'unità d'Italia. Questo non è questa più lì. signora sta subendo Scusate, è solamente dovuta un all'unità attimo d'Italia. solo, pronto? Ma che risposte sono? Vada a Napolitano. Chi parla? Dove le mandiamo? Da cosa? No, gli risolve il problema La e gli mandiamo dica da lei, la che lo mandiamo. Stato Italia che l'ha ridotta in questo Stato qua gli ha mangiato i suoi Ecco, soldi. allora, linea, numero telefonica, vostra completa disposizione come sempre. La mia era una Sindaco. battuta da Ma Napolitano. non si fa battute a una Una battuta, che non, era una che muore battuta di amata da fame. Napolitano Ma che non vivete fanno, sulle che non battute fanno della cumulo, gente che muore di che fame, non fanno smettetela. cumulo, capito? Le pensioni Smette- loro. vivete quelle sulle pensioni, battute, ma mi fate la sulle cortesia, battute perché della gente che quando muore parla di seriamente fame. parla seriamente, ma no, Pronto? fa dica Dai. discorsi inutili. Buongiorno, Allora, io le ho detto, parla queste Sergio pensioni da che hanno Adria. Napolitano Non e compagni sento. non fanno Pronto? cumulo, va bene? E Scusa, queste
questi fanno fare cumulo a questa gente. Questo è il coso. E la O gente sa muore. cogliere quelle che è battute, o sa cogliere quelle che sono i discorsi seri, eccoli no? qua, Avanti. questi, tutta gente suicida, eccoli qua. Gente, ma va. Badì, per favore. Chi parla? Sì, pronto, parla Sergio da Adria, buongiorno. Prego Sergio. Senta, volevo chiedere una cosa perché non mi è chiaro. Sì. I soldi che i comuni, le regioni, le camere di commercio, lo Stato mettono per fondare queste società controllate, queste partecipate, eccetera, dove loro hanno la maggioranza, soprattutto in tempi passati, sono soldi pubblici o sono soldi privati? Va bene, chiarissimo. Grazie Sergio D'Adria. Poi le dico, perché c'era una legge quando Amato era Presidente del Consiglio, in cui diceva che quando i fondi dello Stato, delle società controllate, sono più del 51%, queste amministrazioni devono sottostare alle regole dello Stato, come appalto, assunzioni, eccetera, eccetera. Però mi sembra che tutte le società controllate agiscono come privati. Anche il caso Mose, come si poteva dare tutti quei soldi a un consorzio, soldi totalmente dello Stato, e venivano gestiti in maniera privata? Grazie Sergio D'Adria. Nessuno si è mai chiesto questo. No, ce lo siamo chiesti, sì. Aspetta. Venivano gestiti da un consorzio privato, ma sotto tutela, che non c'entrava la regione, sotto tutela comunque del governo. Scusate, dello Stato. Formaggio, Ma no, volevo soldi solo... pubblici. Partiamo dal presupposto che non esistono soldi pubblici. Non esistono Tutti i soldi sono privati. Esattamente. Quindi però diventano pubblici. Diventano pubblici quando vanno in mano alle amministrazioni, che siano comunali, regionali, provinciali dello Stato. Sì. Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo 8.000 municipalizzate in Italia e ne basterebbero il 20%. Il 20%. Già da lì tiriamo via consigli di amministrazione, ruberie, burocrazia, appalti. Gente che munge sempre, no? La famosa milking cow in Italia è gigante, però ormai il latte è finito. Sì. Dobbiamo privatizzare e tirare via sta roba qua. È possibile che piccoli comuni si facciano di consorzi sull'energia per i pannelli fotovoltaici e dopo 5 anni ci hanno mangiato 20, 30, 50 mila euro, magari non aiutano la vecchietta che ha bisogno perché hanno mangiato 50 mila euro, non è stato fatto un pannello fotovoltaico e il presidente di questa Esco va via in A8. Sì, con un Audi da 100 mila euro. Non andiamo da nessuna parte. Quindi privatizziamo e via tutti questi carrozzoni, via, immediatamente. Adesso è fatto un decreto legge e al referendum deve essere il 100% della popolazione che vota sì, via questi carrozzoni pubblici inutili. Pronto? Pronto? Chi è? Berto dalla Germania. Come si chiama? Berto dalla Germania. Ho Berto? sentito là per le pensioni, io vivo da 64 in Germania, sono andato da ragazzino io. Caspita. Mi sente? La sento bene, certo. Sì, ma sento, poco si sente qua. No, io sento benissimo. Tutti dicono che hanno poca pensione. Qua in Germania ogni anno pagano, c'è le trattenute per la pensione. Io ho lavorato 45 anni in Germania. Sì. Se uno ha lavorato di meno, ma quelli che telefono, è da anni che vedo la vostra trasmissione, signor Versace, ma nessuno ha detto se è messo in regola quando io ho lavorato 30 anni, 40, però nessuno conosco l'Italia io benissimo, e anche la Germania, che è 64 anni che sono qua. Qua la pensione esiste già dal 1884, il cancelliere Bismarck l'ha messa. Capisce? Bismarck, e poi un'altra roba. Addirittura andiamo a Bismarck. Gli italiani, quando c'è una riunione, non so dove, parlano tutti in una volta. Perché lui, il dirigente, non li fa tacere? Qua in Germania, quando uno parla, anche alle televisioni, che c'è il talk show, si chiama, no, in inglese, quando uno parla gli altri tacciono, ma qua da voi tutti parlano in una volta. Non si capisce un altro sistema. una streghetta. Ha ragione Berto, grazie molte. Un abbraccio a questo italiano che è stato da 64 anni in Germania. 049 63 11 11. Salvatore Meloni si potrebbe definire un rivoluzionario? L'aggettivo va bene? Rivoluzione
dovrei usarla se accettassi il potere dell'Italia su di me, ma io non l'accetto. Ma com'è che si fa la rivoluzione secondo lei? Ci vuole l'esplosivo, ci vogliono le bombe, ci vuole la violenza? Prima poteva essere contemplato quello, adesso non più. Lei l'ha contemplato questo? L'abbiamo. Nel senso che lei è stato trovato con l'esplosivo, tutto quanto. Sì, ma loro erano altra era. In quel periodo le guerre di liberazione si facevano così. Senta Salvatore Meloni, Gheddafi vi dava una mano a preparare la rivoluzione che avrebbe portato la Sardegna a essere indipendente? Lui ci aiutava, lui aveva addirittura promesso che il giorno che noi avessimo dichiarato l'indipendenza ci avrebbero subito, immediatamente riconosciuti. E vi dava il petrolio magari anche, no? Beh, se ce l'avesse dato l'avremmo anche usato. Perché Ora non ha fatto la fine che ha fatto per questo motivo, no? No, Gheddafi ha fatto la fine perché hanno voluto che Obama con Sarkozy questo accadesse, per questioni loro personali. Obama ha il premio Nobel per la pace. Per la pace, sì, infatti. Ma per Noto pacifista. Certo. Notissimo pacifista. Sì, ma noi, quando si parla di queste cose qua, io qui, in questo dibattito di oggi, non posso intervenire in un certo senso, perché voi parlate di un qualcosa che esula dalla mia cultura, dalla mia mentalità, perché nessuno si rende conto che se siamo in questa condizione non è derivato da fattori esterni, è derivato dalle popolazioni italiane. Interni, certo. Per cui sentire adesso tutte queste diatribe, ci faccia per esempio, finire però, perché guardi, è lei che lo sta interrompendo, io non ho neanche parlato, non ho capito. Io per l'educazione non ho mai interrotto nessuno. Chi è che l'ha interrotto? Ma allora, mi scusi, questo è molto interessante. Allora, Salvatore Meloni, siamo noi italiani che siamo un popolo, non so come definirlo, prono, incapaci di reagire al potere? No, è questo il punto, il problema. Non esiste un popolo italiano. Perché non esiste? Quando un piemontese... Cos'è che esiste allora? No, qui c'è il concetto Italia, nazione, è stato fatto artificialmente. Qui c'è stata una guerra di aggressione dei Savoia, di una famiglia nobile da centinaia e centinaia di anni francese, perché i Savoia dipendono dalla Francia, sul coso, che incominciano per questioni loro, decidono di occupare militarmente e creare un regno che inglobasse tutto lo stivale. Perché è questo che dobbiamo andare a osservare noi. E beh, è ovvio, no? Loro erano in Francia. Non ci dimentichiamo che nel 1861, quando Cavour stava trattando con Bonaparte III, cosa stava facendo? Aveva detto così: noi vi diamo a voi la Sardegna, così si riforma il connubio del regno sardo-piemontese creato da Bonifacio VIII nel 1280. Bravo. E voi ci ritornate il Nizzardo e l'Alta Savoia, quella che aveva preso Napoleone I, diciamo così. Per cui c'era un Dost-West. Loro avevano messo gli occhi su tutto. Quando loro ci danno la Sardegna e vengono a creare il regno di Sardegna, ci siamo dimenticati un fatto. Sì. Ci viene dato a loro nel 1713, quando la Spagna e quant'altro perdono la guerra con le altre nazioni europee, a Vienna la Sardegna viene concessa all'Austria. 2 anni dopo gli spagnoli ritornano un certo periodo in Sardegna, la rioccupano, poi a Londra si rifà di nuovo l'accordo e dicono così: ridanno all'Austria la Sardegna, però poi l'Austria cede la Sicilia verso il Piemonte e dà la Sardegna ai piemontesi e si forma il regno di Sardegna, che loro volevano diventare il regno. Per cui questo accade. Tutto questo per dire che? Per dire cosa? Che l'Italia è un fatto artificiale. È artificioso, Ecco. è uno Stato artificioso. Perché questo è il discorso. Quindi, come tale, è destinato a finire. A finire. Perché tutti i movimenti. Qui volevo arrivare a questo punto. Certo. Ma come se posso, l'impero l'ultima romano, cosa. Infatti il percorso di decolonizzazione è un diritto sancito dal diritto internazionale che noi stiamo portando a termine. Mi dispiace, perché è un diritto inalienabile riaccertare la sovranità sulla propria nazione, in questo caso la nazione veneta come la nazione del popolo sardo. Detto questo, posso fare una considerazione? La deve fare dopo la pausa, perché abbiamo l'ultima pausa e l'ultimo segmento di trasmissione, va quindi bene. se la tenga in caldo l'incetto, tra poco, grazie.